Mamma mia, e chi ce la fa? Tutti pronti? Ah, i miei belli attivi. Marondolo Carpana aiuti tu. Qua, ma non è entrata proprio niente. Allora, andiamo a parlarne live. Ragazzi, se non vi siete visti la reaction, guardatevi prima la reaction, Andatevelo, postate in questo momento. Quindi perdonate il ritardo e lasciate i like di conseguenza, perché siete già tantissimi, giustamente, e ognuno vuole dire la sua. Io la mia non la so, non so cosa dire. È una squadra completamente folle. Cioè, il primo tempo insufficiente. Quello che mi è venuto da dire in reaction è che eravamo pavidi, nel senso non ho visto soprattutto io capisco essere un po' attendisti, perché ve l'avevo detto, no? Partita brutta, magari il Milan ci prova a prestare perché quella è la sua indole, però ci sono stati dei momenti in cui il Napoli aveva la palla e saliva fino a centrocampo con la difesa, però ho visto poca convinzione. Quello che non mi è piaciuto, lo vedremo bene domani nell'analisi tattica, nell'aggredire i portatori di palla del Milan. C'era Raspadori proprio isolatissimo, Zielinski era molto basso, Zielinski secondo me era uomo su Musa e quindi lo alzava Pioli, e seguendo così non sapevi chi doveva aiutare Raspadori nel primo pressing. Quando poi vedi che loro hanno pure l'infortunio e ti entra un ragazzino che ha avuto la paura, perché si vedeva, dai, aggredisci, e probabilmente c'è stata consapevolezza di questo nell'intervallo. Le sostituzioni, mi è piaciuto Olivera, Simeone è un combattente sicuramente, questo spinge Raspadori intorno a lui, che comunque è una cosa ottima. E poi il secondo tempo tutta un'altra squadra, tutta un'altra forza, un altro coraggio, un altro modo di attaccare, le sovrapposizioni, le catene, senza paura che ti scappa Leao. Di Lorenzo ha fatto quello che voleva, Politano in grande forma. È una roba incredibile. Comunque il pareggio era scritto e lo avevamo purtroppo previsto. Dico purtroppo perché, ragazzi, poi sì, abbiamo da recriminare nel finalissimo il tiro di Kvara parato da Magnan, però anche loro si sono mangiati con Calabria, e poi ci aggiungi l'espulsione. Quante cose sono successe? Ciccio Gasolino, mi sto mangiando le mani. Bravo, di questo stavo parlando. Purtroppo questa partita per colpa di Garcia e di Meret. Non lo so che c'entra Garcia poi in questo momento. Ti ripeto quello che ti ho detto della prima parte della partita. Sì, là si può chiedere a Garcia, però si deve chiedere a Garcia, perché quando poi noi ce l'abbiamo con Garcia, quando quello dice però se la prende con i giocatori, ma se Garcia fa così con le mani e dice di stare più alti e Lobotka fa insieme a lui così, vuol dire che l'ha preparata in un certo modo. Può essere anche che i giocatori di loro istinto, che hanno delle paure, delle perplessità, si abbassano un pochino di loro a sponte, Meret purtroppo non te lo posso difendere sempre, onestamente. Con i cambi abbiamo aggiustato un po' il tiro, il 4-2-3-1 li abbiamo limitati molto di più e non sono riusciti più a fraseggiare come nel primo tempo. Oggi mi fa strano, però vediamo. Io vi voglio ascoltare tutti. Difesa imbarazzante nel primo tempo, troppo spazio. Rachmani onestamente gli ha fatto fare quello che voleva a Giroud, E proprio da quello più esperto ti aspetti una guida, no? Che ti guidi la difesa. Lì purtroppo male, e dobbiamo registrarle, ragazzi, questo, perché noi le facciamo le pulce a Garcia, è giusto. È anche la cosa più interessante, parlare di tattica e capire se ci sono degli accorgimenti, è la cosa che mi diverte di più.
però registriamo le prestazioni individuali, quelle là proprio evidenti, e un pochino lo abbiamo fatto, no? Caiuste con Junior Berlino, e qua dobbiamo parlare di Rachmani. È così. Lasciate i like. Lindstrom altro che Zanoli. Tu dici mettere Lindstrom al posto di Zanoli. Ho capito. Io penso che l'idea, ragazzi, allora, se i numeri sono quelli che noi abbiamo studiato quando è arrivato il ragazzo, Lindstrom, il cross non è la sua cosa principale. Quando tu c'hai Raspadori, quando tu c'hai Simeone là, ha senso avere più uno che va sul fondo e crossa piuttosto che Lindstrom, però secondo me non era la partita sua, nel senso che io vi dico una cosa e lo vedo leggerino, lo vedo gracilino, e probabilmente in una partita di lotta, perché era una partita di lotta, forse serviva più il cavallo, e il cavallo Zanoni, anche perché poi paradossalmente ti è riuscita anche bene, perché quando poi viene espulso Nathan ti sei ritrovato con Di Lorenzo centrale, Zanoli naturalmente terzino destro. Se avesse messo là ci saremmo ritrovati con Lindstrom terzino destro. E aiutatemi, continuiamo a regalare almeno un tempo, e questo sì è proprio vero. Fortunatamente la giocata dei singoli, posate like. Ho capito anche le critiche nel concorso, ma gli altri ti studiano, lo sanno che in questa zona Napoli è debole, questo è vero. In fase difensiva perché non siamo più sull'uomo senza palla, troppo lontani e poi corre a vuoto. L'ha detto Stampa, pareggio giusto, il titolo per stasera Napoli Psycho. Se giochiamo come la Juve il primo tempo non andiamo da nessuna parte, secondo tempo da Napoli, non tanto per lo schema come atteggiamento. Kvara è un mostro, contento a metà. Sì, dobbiamo essere contenti a metà, è sempre meglio onestamente nel cercare la cosa positiva quando tu stai perdendo e la recuperi, perché dimostri forza, dimostri che non hai abbandonato la partita e quindi resti in partita. È sempre meglio recuperarla che non andare in vantaggio e poi farti riprendere, quindi sotto questo punto di vista meglio. Poi potevamo fare di più, potevamo aggredire ancora di più dopo il 2-2. Ti saluto Pietro, un abbraccio. Meretta Rachmani malissimo, anche si fa saltare 2 volte di testa, non riescono con i pugni manco a pagarlo, questo è vero. Abbiamo un problema enorme che nasce tra il centrale di destra e la mezzala destra, non riescono a dialogare bene nelle fasi, sia di possesso che non. L'ho notata solo io questa cosa. Che intendi per centrale di destra e mezzala destra? Intendi Rachmani e Elmas per oggi, praticamente. Il problema è che Elmas era a tutto campo. Io non lo voglio definire un 4-2-3-1 anche nel primo tempo, però le andremo a vedere le posizioni medie. Mi è sembrato Zielinski molto più basso, secondo me, seguendo Musa e viceversa. E come Musa si alza per portarti Zielinski dietro, lo stesso Zielinski magari si abbassa per portarsi Musa in avanti, e quindi crei un pochino più di spazio che si può venire a prendere Raspadori. Secondo me, lo so che è cervellotica, però è così che è andata, e poi andava a cercarsi quello spazio. Infatti Elmas è finito molto spesso anche a sinistra, però insomma, per uno spettatore notare un gran spettacolo. Bravo Leonardo, questo è vero. Napoli e Milan hanno attaccato meglio che difeso, e Oriente non lo so cosa intende da ambo le parti, ma sicuramente sì, questa non l'ho indovinato, perché avevo previsto una partita brutta non è stata, è stata spettacolare dall'inizio. Poi noi parliamo dei nostri problemi e dei nostri errori che abbiamo fatti, però c'è stato anche nel primo tempo uno schiaffo tu, uno schiaffo io, squadre anche un po' più ampie, anche un po' farfalline se vogliamo, meno tattiche e un po' più votate all'attacco. Errori, orrori. Ah, ecco, questo intendevi. Benissimo. Leggi quello che ho scritto. Giacomo, io torno indietro a cercarlo, se non lo trovi me lo devi riscrivere, perché sono 439 messaggi contemporaneamente, quindi invece di scrivere leggi quello che ho scritto, ripetilo, che facciamo prima. Avrò il non gol di Kvara al 94esimo nella mente per sempre. È proprio vero. Rachmani rischia il posto da titolare? Sì, nel senso che
Ostigard ha un pregio che è quello del colpo di testa. In una partita come questa, Raccomani non è che è scarso nel colpo di testa, però oggi ha dimostrato, noi valutiamo la prestazione singola, la prestazione della partita nello specifico, che la prima volta troppo lontano, non l'hai sentito proprio, gli hai lasciato tutto lo spazio di fare quello che voleva lui. La seconda volta era anche a contatto e non è riuscito a limitarlo. Diamo, perché poi se diciamo sempre che è solo colpa no, diamo atto a chi ha tanti chilometri sulle spalle, tante miglia di campo internazionale come Giroud, che è uno che conosce il mestiere, sa come fare, sa come imporsi in area di rigore, la sua specialità, e quindi diamo anche un po' di merito a lui. Però è chiaro che fai il paragone immediatamente e dici qua uno magari che ha il suo punto di forza proprio il colpo di testa come Ostica potrebbe. Ricordiamo che Rachmani è tornato, quando torni dall'infortunio le prime 1 o 2 partite le fai bene, poi magari soffri un attimo, e purtroppo non c'è nemmeno Juan Jesus e alla prossima sarà squalificato Nathan. Di conseguenza, ragazzi, se Juan Jesus non recupera, la coppia sarà Rachmani-Ostigard senza alcun dubbio. Allora, volano tutti i messaggi, volevo riacchiappare l'amico che mi aveva scritto, ma volano troppi. Lasciate like, poteva evitare il primo gol. Secondo tempo di oggi che ha ricordato quello del 2009. Ah, bravo, il famoso Dennis, come no, Dennis e Cigarini, certo. Con Ostica, ripeto, vedevo il Napoli più sicuro. 70 minuti senza un Napoli, 20 minuti non bastano per essere positivi per il futuro, non mi convincono. Per me squadra e allenatore si annullano da soli. Già vedo la stampa in incensare Garcia. Stai proprio sognando, amico mio. I cambi li ha azzeccati, ma doveva essere la formazione di partenza. Centrocampo totalmente cannato, un mediano di rottura lo vuoi mettere. Il tuo commento che è tattico, che è di qualità, sì, ma parti da un errore proprio. La stampa incensierà Garcia, non stai proprio leggendo come stanno trattando Garcia, sei proprio fuori strada, mi compro Word, non ti vedo da un sacco di tempo. Lo so, ma tu poi invece metti Cagliusto e dici hai dato un segnale di paura, te la devi giocare con Elmas. Io col senno di poi io lo so che questa era la tua idea dall'inizio, ma io in reaction proprio questo vi dico: è una formazione iniziale che dà una sensazione di coraggio, dai un messaggio di giochiamo con Elmas, quindi voglio attaccare, voglio tenere il pallino del gioco. Poi è chiaro che loro ti fanno 2 gol e tu dici non c'era filtro a centrocampo, è normale. C'è più filtro con Zielinski-Lobotka, però al secondo tempo con Zielinski-Lobotka e Raspadori davanti hai fatto i gol e non li hai fatti attaccare. Di conseguenza, col seno del poi è un po' facile. Siamo ridimensionati, solo colpa dell'allenatore? Ci siamo ridimensionati, Enrico. Se tu parli ovviamente la classifica è tremenda. La classifica è purtroppo tremenda e dobbiamo accettarla. Purtroppo dobbiamo accettare il dover lottare per il quarto posto, perché il calcio ti propone modi e modi di fare punti, e lo abbiamo visto anche in Europa, perché tu in Europa hai fatto 3 punti col Braga in un certo modo, hai fatto 3 punti con l'Unione Berlino in un certo modo, la Juventus fa 3 punti col Verona in un certo modo, poi si va nel profondo e si farà poi l'analisi della partita, che comunque la Juventus fa il suo XG record, poi gli episodi e va bene, però storti o morti, le squadre che ci stanno davanti le hanno meritati di stare davanti a noi, onestamente, c'è poco da dire, e quindi noi dobbiamo lottare seriamente per il quarto posto. Quando il Napoli lotta per il quarto posto si fa dura, perché non puoi permetterti nessun passo falso. Questo che poteva essere hai recuperato un punto, non è male, sai, le solite cose, ci può stare, è comunque un passo falso, perché il Milan ti era davanti e ti rimane davanti con lo stesso distacco, e tu invece dietro devi aspettare che ti può giocare una Fiorentina addosso, che ti può recuperare punti ancora la Lazio, l'Atalanta che sta là. Di conseguenza è tosta, è tostissima.
e le colpe allenatori, a me, vedi, dire che sia out è talmente semplice, è talmente banale che a me interessa poco. Io devo fare l'analisi partita dopo partita. A chi pensa di risolvere semplicemente dicendo cambi l'allenatore, metti Pinco Pallino e funziona tutto, di nuovo si fa l'errore che ha fatto De Laurentiis in estate. Perché se voi pensate che togliete Garcia e mettete un altro a caso, perché non è che mi state dicendo ci sta questo allenatore, lo metti sotto contratto e fai la differenza. Ci sono allenatori di medio livello in giro che vogliono venire al Napoli, di conseguenza vieni così, fai lo stesso errore di presunzione che ha fatto ADL, pensare che questa squadra la può allenare anche Starace e sono talmente forti che si fa da solo. No, serve lavoro, serve l'allenatore che sa capire i momenti della gara, il momento dei giocatori post vittoria, come tenerli sulle spine, come non farli salire di testa, però non farli nemmeno deprimere. Non è facile. Non è facile. Ho visto una paura da parte di Garcia con i cambi di Anghissà e Zanoli, non giocarsela per vincere. Antonio, l'ho detto in reaction, adesso voi vedete Anghissà e direte che sono i cambi della paura. Secondo me Zielinski era esausto e certo tra Anghissà e Caius non cambia niente e bisognava cambiare qualcosa. Potevi mettere Gaetano? Sì, potevi mettere Gaetano. Potevi mettere Lindstrom al posto di Zanoli? Sì, ma evidentemente ragazzi non danno delle garanzie. Io l'ho visto carico Garcia con la squadra quando abbiamo fatto il 2-2 e il discorso quando non puoi vincere almeno vedi di non perdere, che può piacere o meno. Oggi lo abbiamo visto perché stavamo praticamente per completare la rimonta, ma stavamo pure perdendo. Tu dici metti a Lindstrom vinci, o dici metti a Lindstrom perdi, non lo puoi sapere, quindi devi accettarlo. Non lo so se far entrare Anghissà e Zanoli dà una sensazione di arrendevolezza al resto della squadra, onestamente, non lo so. Simeone l'ho visto bene, l'ho visto entrare con piglio, poi non ha avuto occasioni clamorose, ma l'ho visto lottare su ogni pallone. Allora, non voglio puntare il dito contro Meret, ma non esce mai dai pali, non dà sicurezza, manca quella cazzimma allo Spina. Ora, al di là della cazzimma, è proprio una questione tecnica, cazzimma, coraggio, tecnica, cioè il sapere, la sicurezza anche nei propri mezzi. Adesso esco, questa è mia, non c'è problema, che molti portieri hanno, poi alcuni di questi portieri escono, questa è mia, magari la ciccano. Però sì, capisco e se lo ripetiamo ad ogni partita vuol dire che è un problema che c'è e non possiamo fare finta di niente. Grande Politano lo possiamo dire assolutamente. Antonio, sul primo gol al portiere gli bastava fare un passo in avanti e Genoa l'avrebbe presa, aveva la visuale liberissima. Sì, ma al di là della visuale, io poi è sulla traiettoria, la indovina la traiettoria, era molto vicino. Ora, essendo molto vicino, due sono le cose. Un po' è incolpevole perché da così vicino è difficile parare, ma un po' sei colpevole perché se era così vicino vuol dire che tu con un passo ci arrivavi. Quindi non si può giustificare col fatto che era troppo vicino. Più che altro mano moscia, che è una novità, cioè l'hai presa con la mano e si è spezzata ed è entrata lo stesso. È lì che mi ha fatto male, onestamente, perché non me lo aspetto Meret che con coraggio esce, se la prende dalla sua testa. Non me lo aspetto, però mi aspetto che quando hai indovinato la traiettoria e l'hai parata, resti col polso tosto. E lì mi delude. Per me Garcia non trasmette la garra necessaria alla squadra se ne cambi tanti dopo il primo tempo. E che significa se ne cambi tanti? Tu hai fatto un primo tempo al limite del disastroso, dovevi cambiare. Non solo dovevi cambiare l'impostazione tattica che sei sotto e quindi è inutile conservarti l'altro attaccante dietro, li devi mettere insieme. Quindi è un cambio logico inserire pure così. Se ne cambi tanti dopo il primo tempo, se ne scende la garra, ragazzi, facciamo le critiche a Garcia, ma facciamole logiche. Non hai capito perché se ne dovrebbe scendere la garra quando poi inserisci Olivera, Simeone e Ostigard. E poi Ostigard è uno tosto, Olivera tiene la garra uruguagio. Non l'ho capito. Stasera tanti complimenti a Garcia che ha capito come giocare contro il Milan.
Enel, secondo tempo ha messo le cose come a posto, forse questa squadra deve riproporre più spesso il 4-4-2 che non è altro che un 4-2-3-1, lo ripetiamo sempre per i nuovi che si stanno affacciando sul canale, non cambia nulla, lo potete chiamare 4-4-2, 4-2-3-1, non cambia nulla. E questo messaggio mi fa ridere perché il Napoli può giocare solo con il 4-3-3. De Laurentiis prende Garcia con la sottolineatura, il sottotitolo, perché fa il 4-3-3 e poi il Napoli aggiusta le cose con il 4-2-3-1 per capirci che questi numeri non servono assolutamente a niente, ma assolutamente a niente. Gioletto: a me è sembrato che la squadra abbia alzato la testa e pareggiato la partita, poi stop, come se tutta questa soddisfazione al mister non volesse darla. Oh no, Angiole, no, questa ti contesto completamente. Cioè, tu hai la possibilità di scavalcarli. Cioè, se tu ti senti forte che dici abbiamo fatto uno, abbiamo fatto due, posso fare il 3, che faccio? Mi fermo per non dare soddisfazione a Garcia? No, ti contesto completamente. E se non fossi il mio migliore amico, ti insulterei pure e diventerei virale. Che cazzo stai dicendo? No. Non lo accetto assolutamente. Non lo accetto assolutamente. Zanoli, gran recupero sulle AO, altro che paura. L'ha fatto, è vero. È verissimo. Il Napoli nel primo tempo deriva dalla mancanza di convinzione, lenti e passivi. Tra le linee loro facevano la differenza. Non va bene, non va bene. Quest'anno si soffre e non c'è dubbio. E giustamente Kvara che fa? Non lo so se è parte di un resto del messaggio. Primo gol, disattenzione di Dilo che tiene in gioco, poi molle Meret, secondo Rachmani, molle su Giroud, 5 minuti di recupero senza mai pressare, quando frasseggiamo siamo pericolosi e lanciamo in avanti non la prendiamo mai. E hai ragione, Francesco, nel primo tempo parecchi lanci e ne ho visti un paio di lanci su Raspadori. Se tu fai il lancio su Kvara, ancora primo giro a MTV, dopo il primo gol del Napoli non sapevamo se dovevamo continuare ad attaccare o difendere. Deluso. Perché poi noi parliamo delle cose nostre ed è giusto, però vedete che Pioli, le sue responsabilità, ora sono due panchine che non saltano perché c'è stato il pareggio ed è difficile, però attenzione, hai tolto Pulisic, hai messo Luca Romero. Se noi parliamo delle sostituzioni nostre che magari infondono timore e incutono timore in noi stessi, e tu hai infuso presunzione nel togliere Pulisic mettendo Luca Romero, vabbè, faccio giocare un po' il ragazzino, a meno che non ci fossero dei problemi fisici, e lì è tutto un altro paio di maniche. Kvicia Kvaratskhelia quest'anno ha deciso di caricarsi tutta la squadra sulle spalle, giocatore sontuoso, e se non c'è dubbio, Antonio, che sia un giocatore sontuoso, e visto quello che, insomma, visto che si porta dietro probabilmente 3 punti pesantissimi che ci potrebbero portare dai gironi in avanti, perché quello che fa contro l'Union Berlino prendendosi la responsabilità del dribbling significa vincere la partita lì in trasferta, nessuno si azzardasse mai più a dire è inaccettabile, sarà inaccettabile perché lo diranno. Ma prova sempre il dribbling, lo raddoppia, lo dribbling, prova sempre il dribbling. No, lo deve fare perché è l'unico che ce l'ha e molto spesso è l'unico modo di scardinare le difese. È stata una bellissima sfida con Calabria, non è uscito né un vincitore né un vinto. È chiaro, non avendo lui poi inciso, segnato, fatto assist, risulta Calabria più, però è stata una sfida vincente e va aiutato nel primo tempo. Mario Rui l'ha fatto un paio di volte, nel secondo tempo Oliveira però con caratteristiche diverse sempre all'interno. Se lo aiuti diventa ancora più devastante, se lo lasci così sei infortunato, va bene, questo volevo capire, Jacopo, perché poi anche loro erano in grandissimi, e questo è uno dei più grandi rammarici, perché li hai trovati. Noi ci mancava Osimhen sicuramente, anche chissà a mezzo servizio, e non c'è dubbio, ma tu li hai trovati senza difesa, perché senza Ciao e si era fatto male Kier e stavano giocando con Kalulu Tomoro, che non è il massimo già di partenza, poi si fa male pure Kalulu, entra il ragazzino, finiscono praticamente con Teo Hernandez al centro della difesa, perché pure i ragazzini evidentemente lo stress
ti stiri, quando è troppo l'impatto con il tuo fisico, diventa là, secondo me possiamo parlare di occasione sprecata, perché stai a casa tua e se li attaccavi di più, chissà. Mi è piaciuta la reazione dei bravi ragazzi nel primo tempo, marcature un po' a caso, troppi spazi, Pulisic aveva un problema fisico, testa la Salernitana, Zanoli top, cambio top di Garcia, i cambi dopo due sono stati un po', soprattutto Zanoli doveva entrare Lindstrom anche per dare un segnale. E lo so, voi ovviamente vedete quanto è stato pagato Lindstrom e voi lo volete vedere in campo anche fare la differenza. Io ritengo, che ne so, non l'ho visto allenarsi, magari stava in formissima e sta antipatico a Garcia, non credo. Però io lo vedo, per quelle poche volte che l'ho visto in campo, c'ha lo spunto, c'ha le cose, però l'impatto nel campionato italiano, una partita così tosta, secondo me non era la partita per lui. Poi, sono sicuro di questo? No, entrava Lindstrom, faceva 3 gol, non lo possiamo sapere. Però capisco il concetto, perché se tu vuoi dare un segnale di attacco, metti l'attaccante invece che il terzino adattato. Lo so. Proprio a livello concettuale. E questo sto cercando di spiegare. Sì, però Zanoli è uno che va sul fondo. Zanoli è uno che quello che c'ha di sua... Come caratteristica principale, come suo punto di forza, l'arrivare sul fondo con forza di corsa, di mettere i cross in mezzo, e c'è anche una discreta fisicità se capita un calcio di punizione, un calcio d'angolo per saltare di testa. Secondo me non è un cambio squinternato. Se tu fai entrare Zerbin, lì mi sa di cambio conservativo. Zanoli non tanto, io lo vedo come un esterno molto offensivo. Zanoli non lo metti per coprirti e fai il doppio terzino, lo metti comunque al posto di Politano per continuare ad andare. Io la vedo così, poi dopo non lo so se gliela faranno questa domanda a Garcia e se risponderà in un certo modo. Anch'issa Moscio poteva cambiare Caiuste, questo è chiaro. Anch'issa è in recupero, uno spera che se te lo porti in panchina è abile e arruolabile. Ovviamente non poteva avere i 90 minuti nelle gambe, probabilmente si aspettava sia Garcia sia noi qualcosa di più da Anch'issa, perché è entrato anche benino, un paio di contrasti tra 5-6 di loro, poi ho visto di nuovo scarpette paposce, quindi lì Anch'issa veramente se non si sveglia, se non si sbriga, cambiano proprio le gerarchie, ed è assurdo perché è uomo di Garcia, è uomo su cui hanno fatto una carriera insieme. La gara degli 11 di partenza, poi Garcia ha fatto bene a cambiare 3. Ho capito benissimo. Espulsione di Natale col cambio di Zanoli, esatto, sì. Sarebbe stata ancora più tosta con Lindstrom terzino destro. Francesco Fucci. Prepariamo la gabbia su Leao e dimentichiamo. Non hai torto, perché poi le domande... A parte che è domanda banale, non è nemmeno una domanda sbagliata, è semplicemente una domanda banale. È chiaro che tu hai lavorato su tutto quello che fa Leao. Faccio un esempio e cito sempre la fonte, perché si cita sempre la fonte. Per esempio, grazie Francesco. Chi ascolta Paolo Del Genio, e qua ritorniamo perché l'ascolta la scorsa... nella scorsa live tu non dai meriti a Paolo Del Genio che ti ha creato lui, mi ha creato Paolo Del Genio. Paolo Del Genio ha detto delle cose in questi giorni in preparazione della partita su Leao, dice probabilmente, ed è una cosa strana, Leao è più efficace quando va sul suo piede debole fino in fondo, perché ti brucia sullo scatto e te la mette bene a rimorchio col sinistro al centro, mentre quando si mette sul piede suo non sempre è efficacissimo nel tirare in porto, nel trovare per esempio il passaggio a scavalcare alla Insigne, alla Kvara per Cagliacon, per Politano. Ed è una riflessione vera, perché poi i problemi che ci ha dato Leao ce li ha dati di più quando è andato sul fondo che non quando è rimasto centrale. Ora, tutto questo l'ha visto Paolo Del Genio, l'ha notato, l'abbiamo stabilito, sicuramente l'avranno pensato anche
quelli che fanno questo mestiere di match analyst hanno preparato. Quindi non è un fatto di gabbia, devi capire quali sono le caratteristiche, devi pensarle, e quando il giocatore va ad affrontarlo uno contro uno tiene queste 2 o 3 soluzioni in testa. Poi servono i raddoppi, servono gli aiuti di tutti quanti, però l'aveva detto Garcia, e tengono pure a Pulisic e tengono pure a Giroud, e che pensiamo sull'Alleao, tanto è vero che è proprio Giroud che si è girato Giroud. Calabria riesce a contenere abbastanza bene Kvara perché ogni giorno si allena con lei. Chiaro, bravo Francesco. È il ragionamento che facciamo con Di Lorenzo, che ovviamente avendo un dirimpettaio come Kvara è allenato, poi è cresciuto, più che allenato, è cresciuto anche nella fase difensiva, perché c'hai uno che è imprevedibile, e Calabria vale lo stesso discorso, c'ha molto senso. Ero in un locale per guardare la partita, sinceramente a fine primo tempo sono andato via. Vedi, uomo di poca fede, una squadra senza capo del codo, del resto non posso parlare, provo ad ascoltare voi. Nicola, veramente ti conviene, se riesci a recuperartela, di guardare tutto il secondo tempo per intero, perché gli highlights va a finire che non ti danno giustizia, perché è una squadra completamente diversa, proprio di piglio, di coraggio, di modo di attaccare. Quando io vedo le sovrapposizioni fatte con continuità sulla destra tra Politano e Di Lorenzo, e lì Teo Hernandez non ci ha capito nulla. Io ho visto un Leao costretto a fare fase difensiva su Di Lorenzo, provarci, limitarlo e alle volte soccombere, e lì ragazzi, quella catena lì è un po' la chiave spesso delle partite del Napoli, perché Calabria e Kvara si annullano molto spesso, uno la meglio, una volta la meglio l'altro, però sull'altra catena c'è più disequilibrio, perché non sono abituati a difendere Teo e Leao, e quindi un pochino, se tu c'hai l'atteggiamento di paura, ti vengono addosso, ti attaccano e li fai giocare, quindi con la loro qualità ti possono creare problemi. Se tu una volta che c'hai la palla ti proponi e vai, li costringi, non sono abituati a difendere, e crei tutti i presupposti. Lì è una questione proprio di entrare nella testa dei giocatori e di dire vai. E lo ha detto in conferenza, anche noi teniamo una bella catena di destra. Magnana ha salvato 2 punti, sì, però Magnana ha fatto anche 3 o 4 farfallinate, perché comunque il calcio di punizione di Raspadori, che è bellissimo, è sul suo palo, lui non lo vede partire mai. Bravo il Napoli a creare la doppia barriera, quindi ad allungare la barriera. Simeone si deve spostare all'ultimo momento, il pallone gira tantissimo, grande punizione di Raspadori. Questa è un'altra cosa positiva. Io abbiamo trovato uno che una l'ha messa, spesso ci è andato vicino, un'altra l'ha tirata alle stelle, però lui adesso c'ha uno score che deve difendere, ha segnato su punizione, roba che non succedeva dai tempi di Mertens, e quindi sfruttiamolo, cerchiamo di lavorare su questo, sugli schemi, sulle possibilità. Lì Magnana è sul suo palo, quindi si deve prendere la responsabilità. Sul gol di Politano, tiro forte ma pure va a vuoto, altre varie incertezze, poi fa 2 parate straordinarie. C'è tutto in questa partita, ci sono i pregi e i difetti di entrambe le squadre, belli spiaccicati, chiari e tondi. Allora, onestamente stasera mi sembra che Garcia cambia il risultato, questo l'abbiamo letto già. Magnani si stava cagando addosso e il secondo tempo si tirava in porta e si poteva fare gol sull'impallo. È vero, c'è stato un pochino, ci sono state un paio di mischie che andavano risolte. XG 1,5 Napoli, 2,37 il Milan, è perché sì, hanno creato di più. Poi questa sarà bello vedere l'XG, il tempo in cui si è sviluppato, lo possiamo recuperare velocemente, perché quando sono state non ci dimentichiamo che l'occasione di Calabria fa salire tanto l'XG del Milan nel finale, mi sa. Infatti più che l'XG è bello vedere la timing chart, esattamente, ve la faccio vedere subito perché è interessante, è interessantissimo. Allora, eccola qua, tutto in diretta ragazzi, tutto per voi, lasciate i like, vedete che
si comincia col Milan che ha la prima occasione, che sarebbe quel tiro di Giroud bloccato da Amir, bloccato da Rachmani. Poi arriva il gol, ovviamente, che era molto vicino, quindi tanto XG. Il secondo gol non era così alto come numero di XG, e il Napoli piano piano sta dietro, ma non crea, non raggiunge mai la pericolosità che ha raggiunto il Milan. Sarà una grande analisi tattica domani, sarà una grande analisi tattica. Numero di occasioni per squadra, vediamo se qua lo porta. Le chance porta per esempio 59% Milan e 41% il Napoli. Tiri in porta, tiri 17 il Napoli e 20 il Milan, tiri in porta 4 il Napoli e 6 il Milan. Quindi hanno visto di più la porta. Ragazzi, like le avete lasciati? Non lo so, fatemi capire, perché cominciamo a sentire i vari vocali. Spero che da oggi si parta con Simeone e Raspa titolari. Te lo escludo categoricamente, Alessandro. Con Lindstrom che magari può giocare nella tre quarti su solo, poi a gennaio servono nuovi indee, siamo corti, lo sapevamo pure all'inizio anno. È impossibile, lo dico proprio chiaramente, con Osimhen infortunato, è impossibile, lo so, non si può dire il 99%, 99%, è impossibile che un allenatore parte con una squadra titolare con le uniche due punte che hai, li metti entrambi titolari, poi aggiungici pure Lindstrom dietro alle punte, quindi cambi modulo, ci metti un Lindstrom che tutta questa fiducia da parte di Garcia in questo momento non l'ha avuto. Io te lo commento, questo tuo commento, con impossibile, non accadrà mai. Ora, se io fossi un pagliaccio, vi direi cose del genere non accadrà mai, per cose anche plausibili, di modo che quando poi accade la cosa plausibile, io vi ho detto non accadrà mai, si fa il clip e diventa virale. E invece io vi dico le cose serie, questa cosa qua non accadrà mai. Visto che non accadrà, nessuno farà il clip e nessuno farà dammi 2 numeri, dammi 50 numeri. È proprio così. Il vero problema di questo Napoli, e si è visto in particolare anche questa sera, la mancanza di un leader difensivo. Là dietro non danno sicurezza e tutta la squadra ne risente. Chissà se poi crescerà Nathan, perché ha dimostrato una certa personalità, però da qui a diventare immediatamente, dall'ultimo arrivato, dal quarto centrale, e diventare subito il leader della difesa è difficile. In questo momento, se ti viene a mancare Rachmani, senza un Juan Jesus che comunque è rispettato nello spogliatoio, qualità umane anche da leader ce le ha, è chiaro che è difficile, è chiaro che diventa difficile. Lindstrom come sostituto di Raspadori per il turno, ho capito amico mio, l'unico titolare senza riserva sarebbe Simeone. Sì, ho capito, però non è così, perché non è stato provato praticamente mai. E Lindstrom stesso ci ha detto io posso giocare a sinistra e posso giocare anche a destra, mi hanno preso per giocare a destra e ho detto a Garcia che posso giocare anche a sinistra, perché lo fa nella sua nazionale. Lui di sua sponte non ha parlato di trequartista centrale. Ora ovviamente lo potrà fare perché le sue caratteristiche lo portano ad accentrarsi e a girare per tutto il campo. Però io vedo difficile questo adattamento in questo momento. Se ne va, solo uno stupro può farsi acciacare. Che significa se ne va? Se parli di Garcia, San Michael, allora lui non se ne va, perché se uno che è stato trattato come è stato trattato pubblicamente dalla stampa e dal presidente è rimasto saldo sulla panchina, vuol dire che ha voglia di lottare, di vincere, di togliersi i sassolini dalle scarpe sul campo. Quindi lui non ha non ha avuto questo scatto di dignità a dire sì, che c'è di nuovo, sarebbe stato uno spettacolo, a dire allena il presidente, può allenarlo chiunque questa squadra, me ne vado, non darmi nemmeno il resto dello stipendio, me ne vado io. Sarebbe stato un colpo di teatro vero e proprio. Lui non se ne va. Se tu dici uno stupido può farsi accecare da un pareggio, ti stai riferendo a De Laurentiis che deve intervenire e licenziarlo. E dove sta l'alternativa?
Dove sta l'alternativa? Chi hai chiamato? Chi altro c'è? Se hai il coraggio di farlo, farlo. Ma io vi ripeto quello che vi ho detto all'inizio: noi dobbiamo accollarci questa situazione, accettare che sarà un Napoli probabilmente altalenante, capace di fare grandi cose, capace di grandi scivoloni, e così si andrà avanti fino a fine stagione. Non credo che ci sia un allenatore pronto che possa far cambiare questo tipo di altalenanza, perché arriva un altro allenatore, fa una partita buona, poi un altro la stecchi. Secondo me questo è il destino di questa stagione, con o senza Garcia. Se si vuole accettare, beh; se non si vuole accettare, devi anche pagarne due, devi trovarne uno che ti fa da traghettatore e che accetta poi di andarsene l'anno prossimo, oppure fai la situazione di Gattuso, che poteva essere un traghettatore, poi arriva la Coppa Italia e quindi lo confermi, ma stesso tu non sei sicuro, non sei convinto. È una situazione un po' difficile. Ricordiamoci che l'anno scorso perdemmo 4-0, quindi non direi che il Napoli abbia giocato male, deve trovare un po' di continuità. C'è un giro molto meglio? Dimmi Sal, io ascolto tutto. Fammi i nomi di chi è molto meglio di Garcia. E giro. Mazzarri, già malissimo. Che ha detto di aver imparato il memoria al Napoli. Già Mazzarri sarebbe malissimo. Ritorniamo alle scuse, però pioveva, però avevano tagliato l'erba nella nostra metà campo poco prima del fischio d'inizio, però in realtà io ero abituato a bere l'acqua Lete, adesso avete preso l'acqua Sorgesana. Mazzarri sarebbe capace di dire: non scaviamo vecchi fantasmi. Ha fatto il suo percorso Mazzarri, ha fatto bene con il Napoli, va benissimo, ma sarebbe un ritorno al passato clamoroso e che non credo che giovi, onestamente non credo che gioverebbe. Garcia out, lo sport dei tifosi mediocri che pensano in modo mediocre, giudiano in modo mediocre. Richiamo pure, ma finiamo con gli slogan populisti, pop e populisti. Continuano a notare grandissimi buchi quando l'avversario dal fondo scarica dietro, aberrante. Sì, ma questa è una caratteristica che quando anche il Napoli riesce ad arrivare sul fondo la trovi sempre, perché ti schiacci, perché quando stai in affanno e vengono anche i centrocampisti a chiudere in difesa, ti schiacci. È una cosa che non capita solo a Napoli, questo tipo di azione nel particolare. È una delle azioni più efficaci che esiste nel calcio, arrivare sul fondo e scaricarla dietro per uno che accorre rispetto a un altro che magari o è in ritardo o si trova in controtempo. Quindi non capita solo al Napoli. Quello che deve evitare il Napoli, secondo me, io insisto, quello che non vedo, quello che chiedo a Garcia, è la libertà con cui lasciamo impostare dal basso le squadre. Oggi ancora una volta non ho capito Raspadori chi doveva accompagnarlo nel primo pressing, perché se lo lasci da solo Raspadori in mezzo a due, hai perso Raspadori, lo hai fatto stancare e non hai dato nessun tipo di fastidio alla squadra avversaria. E avete visto che poi Politano, quando si è sgraffignato il pallone dal nuovo entrato, dal giovanotto, stava creando subito un'occasione. Ora, abbiamo visto il primo pressing spiegato da Garcia contro l'Union Berlino, che era stato fatto da Kvara, Raspadori e Politano, perché loro impostavano a 3. Però impostando a 2 il Milan, che può diventare a 3 se si abbassa Krunic, ma la situazione è diversa, non era chiaro. A me non era chiaro. Sono abituato visivamente con il 4-3-3, o si alza Zielinski come seconda punta e quindi dai una mano a quello che è la punta, oppure alterni le due mezze ali come si faceva anche con Gattuso, dove una volta lo fa Zielinski, una volta lo fa Fabian, vi ricordate, e si abbassano invece gli esterni, diciamo Politano e Kvara, Politano e Insigne all'epoca, per dare una mano al centrocampo. Questo è come l'ho sempre visto io, adesso non mi è chiaro. Buonasera. A me la partita è piaciuta, dobbiamo ridurre le sbavature tecniche di alcuni singoli. Rachmani e Marelui disastrosi, cambi azzeccati. Mi è piaciuto Oliveira, ecco, posso dirlo? Lo posso dire. Mi è piaciuto come è entrato Oliveira, l'ho visto entrare tosto, l'ho visto entrare convinto, l'ho visto entrare con piglio, con voglia di fare, di andare a contrasto, l'ho visto con grande voglia, un po' come a dire Enrique,
si è cambiata la gerarchia e questo non mi fa giocare più. Adesso dimostro che lo facessero tutti, perché lo stesso Anghissà mi deve dimostrare. Ecco, mi è piaciuto, sapete, no? Quanto valuto Anghissà. Mi è piaciuto come è entrato Olivera, non mi è piaciuto come è entrato Anghissà. Questo è un problema. Questo è un problema che spero si possa risolvere quando tutti quanti stanno in piena forma, perché voglio dare ad Anghissà l'attenuante di non stare al 100%. Però Cajuste non lo so. Una partita ottima contro il Verona, una partita disastrosa contro l'Unione Berlino, oggi non pervenuto. Ne abbiamo parlato, come no, cazzo, certo che ne abbiamo parlato, è stato il primo di cui abbiamo parlato. Meret col primo gol, per me neanche tanto, per me sì, per due motivi, e ne abbiamo parlato. Mario quest'anno non ce la fa proprio a livello fisico e mentale, mi dà questa sensazione. Anghissà in pantofole, perché non fare entrare Cajuste invece di Zambò? Mica sarà stato bocciato per l'Union. Non credo che Garcia ragioni così, onestamente, non credo, perché poi anche in conferenza, però in conferenza, ragazzi, quello che dicono in conferenza è da prendere con le molle, perché ovviamente non è che possono in pubblico dire sì, Cajuste hai giocato male, adesso si fanno poche panchine, non lo può dire mai, perché poi è anche un patrimonio della società, non lo puoi fare, ci sono dei contratti che ti impediscono di dire la verità, fondamentalmente, e anche la logica ti impedisce di dire la verità. Non credo sia una bocciatura, credo che sperava in un Anghissà che deve mettere minutaggio, sperava che fosse già in grado di farne una ventina di minuti, perché poi entra al 77esimo, non doveva farne tanto. Provocazione, quanto ci manca Lozano nelle rotazioni? Oggi tripletta all'Ajax. Al di là della tripletta all'Ajax ha fatto altri gol, un po' da sinistra e un po' da destra. Lozano ha avuto un ottimo impatto nel suo ritorno al PSG. La tripletta all'Ajax non conta, perché l'Ajax non conta per il ragazzo, conta sicuramente, però l'Ajax ultimo in classifica è una situazione proprio drammatica, quindi non mi faccio flashare dalla tripletta all'Ajax, ma tutto quello che sto vedendo che ha fatto Lozano dal suo ritorno del PSV è molto molto interessante, e un po' troppo facilmente abbiamo salutato, dice, vai tranquillo, tanto c'è Lindstrom, vai lì, ci vuole un po' di tempo per Lindstrom per arrivare a quel livello. Lozano non è stato sempre decisivo, però ti garantiva impegno, e te l'ha garantito anche in fase difensiva, specialmente l'anno scorso, ti garantiva impegno sempre. Lozano si è sempre battuto per la maglia nella sua solitudine, poi tra l'altro, quindi per me è stato trattato male sia dalla società che dai tifosi, e aveva... Secondo me a Garcia piaceva pure, perché poi l'ha detto, a me piace Lozano, lo dobbiamo, per una questione economica lo dobbiamo vendere perché il contratto eccetera eccetera, ma a me piaceva. È un Lozano alla Gervigno che tu puoi lanciare anche negli spazi, se si creano degli spazi, e puoi fare questa pallata un pochino, non deve essere forse la pallata alta per Osimhen, ma può essere anche un aiuto ad Osimhen, quando ne guardi uno ce n'è un altro. È un peccato secondo me che non ci sia Lozano adesso. Non riesco a trovare colpo di Garcia, cambia Zeccati, posizione di Garcia in panchina rafforzata. La tecnica dei singoli e l'anima hanno salvato un disastro. Questo però sottolinea incapacità. Guardate una dietro all'altra, guardate come possono essere diverse le opinioni. La tecnica dei singoli e l'anima hanno salvato un disastro. Questo però sottolinea l'incapacità dell'allenatore e la qualità della squadra. Oggi non riesco a trovare colpi di Garcia, cambia Zeccati, posizione di Garcia in panchina rafforzata. Non c'è mai stato, secondo me, oddio, forse sì, forse all'epoca di Gattuso si creò questa cosa, che poi si abbassò di tono perché Gattuso fece quel girone di ritorno tutto a 1000 all'ora, sbagliando solo l'ultima partita con il Verona. Questa differenza 50 e 50, no? Tra chi oramai si è ingrippato su Garcia e chi invece lo difende a tratti, perché poi devo essere pure onesto, chi lo difende a tratti come me, perché io se Garcia sbaglia qualcosa lo continuo a dire, chi invece lo attacca sempre. Questa mi sembra la differenza, al momento.
Chi lo difende non lo difenderà mai a spada tratta, sempre. Chi lo attacca invece lo attacca sempre. Che tu vinci e giochi male, attacchi Garcia. Se tu pareggi e giochi così e così, un tempo sì, un giorno no, attacchi Garcia. Se tu perdi, attacchi Garcia, ovviamente. Questa è la situazione. Questa è la situazione che credo si sia verificata. Chi lo difende a tratti, anche perché io non è che sono innamorato di Garcia, non era la mia scelta iniziale e non ero contento quando è arrivato. Poi ho cercato di farmi piacere alcune cose che durante il percorso ho visto, ho cercato di fare l'analisi dei numeri, oltre che la simpatia e l'antipatia del francese col cognome spagnolo. Poi ognuno può prendere delle simpatie e delle antipatie, lo sappiamo, nell'ambiente funziona così. Rispondi male in conferenza, non dai la domanda che ti faceva scrivere un articolo importante, non dai la risposta giusta e ti prendono di mira. Quelli che devono difendere per forza l'operato della società e quindi se la prendono l'allenatore perché è più facile. Guardate, la squadra è fortissima, però non ti messa a disposizione tutto questo pendente io. Questa è la situazione, ragazzi. I like, no, vi siete dimenticati perché non mi state dicendo quanti ne sono. Ho saltato i messaggi, io ne salto tantissimi dei messaggi, siete troppi. Fammi vedere. Avevi detto una cosa interessante, lo deve leggere. Fammi vedere se lo riesco a recuperare. Ero sta. Sniper. Pippo Inzaghi non fa nulla, tranquillo. La recupero. Quando mai? Raffaele. È molto lontano questo messaggio di Sniper. Lo riuscirò a trovare. Si può, è una cosa poco interessante. Vediamo. Ne salto troppi. Esatto, PSV, PSG, ho detto PSG. Niente, troppo lontano questo messaggio di Sniper. Capite, cheat PSG, si capisce, facile chiacchiere tutto qua. Niente, non lo trovo questo messaggio di Sniper. Sniper, riscrivimelo, visto che era una cosa interessante, le cose interessanti ci piacciono. Il tappeto arabo. Filippo. Niente, va, è lontanissimo questo messaggio. Mi sarò allungato io, vediamo se lo recuperiamo poi dopo, però non mi avete detto quanti like stiamo. Vediamo se recupero questo messaggio. Provocazione, Ostigard, capelli più corti di Maldini Prime. Non lo capisco, preferisco recuperare il messaggio di Sniper. Bevo, sì, ma leggo il messaggio, però devo recuperare 330, 412, poco. Vocali. Davide, troppo lunghi. Ma il vero problema del Napoli lo ha detto anche Garcia dopo l'Union Berlino, dopo la partita di Champions, che a ogni azione subita o si prende gol o si rischia di prenderlo. È questa cosa che deve registrare il mister e secondo me si registra come il secondo tempo, ovvero giocando molto più alti, perché il Napoli non è abituato a stare troppo basso. Primo tempo da Juventus, secondo tempo da Napoli, ha pareggiato la partita. Sono d'accordo, Fabio, adesso ascolto quello di Davide. Sono d'accordo, perché se tu non sei abituato a stare basso, non sei abituato a difendere, la difesa non è la tua arma principale, come lo risolvi? Questo parallelo, senza voler tornare al Napoli di Spalletti, Mario Rui. Spalletti conosce Mario Rui al tempo della Roma e addirittura al tempo della Roma Spalletti disse in conferenza, cosa forte, dice Mario Rui, forse in fase difensiva qualche difficoltà perché è piccolino. Spalletti nel Napoli, Mario Rui c'ha quel piedino, quindi senza parlare della fase difensiva di Mario Rui che non è eccezionale perché subisce fisicamente gli avversari, cosa fai? Cerchi di portare la partita dove non avrai un Mario Rui in sofferenza, ma ne potrai sfruttare le sue caratteristiche migliori, con la catena che lavora forte lì sulla sinistra, lo fai diventare un regista aggiunto che entra dentro al campo, eccetera, eccetera. Lo copri con un Kim che tra l'altro faceva tutto quello che doveva fare, bene così. E questo un po' che si deve fare probabilmente, cioè cercare di sfruttare al massimo tutte le qualità di che questa squadra ha tecnicamente, e così facendo più c'hai la palla, più attacchi, più sei aggressivo, meno subirai
Perché? Perché non hanno proprio il tempo di fartelo. È un discorso che ha senso. È un discorso che ha senso. 420 con 650 persone online mi sembrano pochini, quindi io ascolto un altro vocale. È possibile che il Napoli debba cambiare modulo di partenza con i giocatori che ha, passando al 4-2-3-1, al 4-4-2. Vero che i moduli non fanno una partita, però oggi si è visto che non avendo un incontrista ha dovuto cambiare per rimediare agli errori. Sì, Davide, ora anche nel 4-4-2, 4-2-3-1 tu sei rimasto senza incontrista. La cosa particolare è proprio questa, secondo me questo si lega con tutto il discorso che facevamo del Napoli che ha la palla è un conto e può giocare con qualsiasi modulo, perché tu sulla carta, quando c'hai Zielinski, Lobotka al centro, con Raspadori, diciamo, vertice alto di questo triangolo, sulla carta sei più vulnerabile contro gli attacchi del Milan che va a folate e non fa tanta fase difensiva Zielinski. Eppure se tu c'hai il pallone, se tu sei propositivo, se tu stai creando, c'hai tutta la qualità che ti garantisce Zielinski. Lobotka fa un po' di quella legna che comunque fa, oltre a costruire. Quindi al di là del modulo è proprio il dire: oh, oggi noi teniamo il pallone per 90 minuti. Oggi proprio se loro si permettono di andarselo a prendere, ce lo andiamo a strappare con coraggio tutti quanti insieme di squadra. Questo non lo so se si può ricreare, se non si può fare più un altro anno, perché un anno lo fai, un anno no. Non lo so se Garcia lo chiede, i giocatori non lo fanno perché fanno le cose un po' a metà. E questo è il problema che abbiamo un pochino stabilito dall'inizio della cosa. Il fare le cose un po' a metà, quella sensazione che tu di tuo magari lo vuoi fare, però lo fai una volta sì, una volta no, perché magari il mister ti ha detto di no. Eppure io gli ho visto fare così, cioè di spingere la squadra in avanti, lo faceva insieme a Lobotka, e non ho capito se questa cosa gli è stata chiesta o meno. Al momento, bless you, al momento io credo che sarà difficile ottenere la verità in conferenza, perché si sono create queste schermaglie, di conseguenza è un po' complicato cavarne un ragno dal buco, il famoso ragno dal buco. Guido, tu lo cavi il ragno dal buco? Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Guido Gentile è tornato a fare video sul suo canale YouTube, sappiatelo e andatelo a trovare. Che vergogna. Sì, comunque ci ho messo un po' troppo. Grazie per la segnalazione. Prometto di essere più presente, anche se la mia, diciamo, priorità è sempre l'insegnamento. Valerio, pareggio doveva essere, pareggio è stato, per salvare le panchine criticate, ma secondo me nemmeno tanto traballanti, di Milan. Napoli, il Milan ormai non perde al San Paolo dal 2018, 3-2, mi sembra segnò Mertens, c'era Ancelotti sulla panchina del Napoli, che continua questa media punti che era quella degli ultime 11 giornate dello scorso campionato. Una partita, sarò in controtendenza penso col resto dell'universo, secondo me non così brutta come è stata descritta, perché immagino la più brutta prestazione del Napoli, però anche non così consolante, nel senso che non è brutta come te l'hanno dipinta, l'ho guardata con attenzione, la riguarderò, però non c'è da essere per nulla sereni, e mi spiego perché. Perché Napoli, a parte i primi 2 minuti, dove tra l'altro il Milan insomma ha recuperato delle palle con aggressività alta, ci ha messo anche un po' di paura, poi ha fatto oltre 20 minuti di buon calcio, però sono venuti a mancare 2 giocatori, secondo me, Zielinski e Politano, paradossalmente, quelli che sembravano più in forma, perché Raspadori ha preso tutte le palle che non ha preso a Berlino, veramente ha legato benissimo il gioco, però noi avevamo pochissimo peso in attacco, portavamo pochi uomini, cioè l'azione si sviluppava bene, però non siamo stati pericolosi, a parte l'occasione mancata sull'1-1 di Politano, sull'azione travolgente di Kvaratskhelia, che poi la mette al centro, passa tutta l'area piccola, la palla. Madonnami, quella proprio da vicinissimo. Poi però il Napoli ha preso 2 gol stupidi di posizionamento,
siccome la nominano sempre questa famosa Piazzimma, no? Cioè, molto, molto leggero, Rachmani, non tocchiamo il capitolo Meret perché quello ormai è diventato anche abbastanza noioso. Parlo sul primo gol, secondo gol è imparabile per qualunque portiere al mondo, diciamo. E Napoli si è molto disunito. Cioè, ci è sembrato il Napoli che abbiamo visto in alcune partite dove è stato totalmente incapace di imbastire anche da un punto di vista dei nervi, dei falli, di qualcosa, una reazione. Non parlo dopo il secondo gol, negli ultimi 10-8 minuti, e dove è andata anche bene perché potevamo prendere il terzo gol come potevamo fare il gol, ma forse era annullato per fuorigioco quell'azione di Raspadori che uscì sotto. Sì. Secondo tempo, lo sappiamo, ha cambiato sistema di gioco, ha cambiato uomini, ha cambiato anche umore dei giocatori, ha retto fino a 2-2, poi comunque sono venute a mancare un po' le energie. Si criticheranno i cambi di Pioli, ma il Milan non ne aveva più, e quei cambi invece secondo me sono stati necessari perché ha ripreso un po' il pallino del gioco. Poteva vincere il Milan perché ha rischiato di vincere, come poteva vincere il Napoli alla fine. Il problema è che quando tu hai fatto molto male, perché ragazzi la classifica del Napoli è molto scadente, è inutile dire, quelli che se si vince, se qua, là, siamo solo 7 punti, cioè tu puoi sbagliare 10 partite in tutto, 11 le vogliamo essere generosi, e tu ne hai sbagliate 5 su 10, cioè adesso che devi fare? Devi vincere tutte le partite che ti restano, diciamo, nel giro di ritorno, cioè nel giro di andata, e poi nel giro di ritorno fare un buon giro di ritorno, quindi lasciamo i discorsi, insomma, tanti colleghi per distacco, siamo più forti, questa squadra ha vinto per distacco e tutte queste cose che hanno francamente molto annoiato. È talmente distacco che il Napoli ha 8 punti in meno rispetto all'anno scorso, con la Juve e l'Inter che ne hanno 7 punti in più, quindi in sole 10 partite c'è un distacco di 15 punti, Valerio. Tantissimo, cioè abbandoniamo per sempre il Napoli dell'anno scorso. Io ve l'ho detto da Bonza Napoli, quindi che bisognava fare un cambio proprio culturale, altrimenti sarebbe stato un campionato molto difficile, e lo è, e non si è fatto questo cambio culturale, ma ormai questo è sono le sabbie nobili che è il campionato che ci aspetta, cioè un campionato dove non difendi lo scudetto, cioè la 10ª giornata, se dividi il campionato in sezioni, no? 10, 10, 10 e 8, e puoi perdere 2 partite per ogni sezione, a volte 3, a volte 1, fai conto che l'Inter sta perfettamente in media, la Juve. Ma quello che fa pensare è che il calendario del Napoli è un calendario che intanto dicevano che era molto facile, perché è molto sottovalutato il calendario del Milan. Il Milan ha affrontato Roma, Inter, Juve e Napoli, e ha fatto, sì, non benissimo, 7 punti su 15, però il Napoli ha affrontato solamente Milan e Lazio in casa, ha fatto 1 punto su 6. L'Inter ha avuto solo 2 scontri diretti a 6 su 6, la Juve 3, ne ha 7 su 9, e la Lazio ha 6 su 12 perché ha vinto col Napoli, ha perso con la Juve, ha perso con la Lazio e ha vinto con l'Atalanta. Quindi entriamo in quest'ottica dove il campionato del Napoli deve essere un campionato di grande sofferenza, però deve mettere a posto tante cose. Il Napoli prende gol con troppa facilità, e questo ormai è un hai dato coraggio agli avversari, cioè un gol lo facciamo, stanno sicuri che un gol lo fanno. Oggi quello che non ha convinto è appunto il fine del secondo tempo, dove tu potevi andare sotto 3-0 ma ha staccato mentalmente, non era manco un fatto proprio fisico. Quando tu dici io al Messo voglio solo arrivare negli spogliatoi, organizzare idee, però intanto si gioca per tanti minuti, hanno dato pure 5 minuti di recupero, quindi vedi la Juve che al recupero del recupero al 96esimo, 11 secondi, porta a casa una vittoria, quindi non puoi staccare la spina così presto, soprattutto con lo 0-2 in casa. Ma questo è un campionato oggi, spero che insomma le persone si rendano conto che si esce definitivamente, almeno per un lungo periodo, da un certo tipo di discorsi di scudetto, e si entra in un'ottica di campionato di sofferenza e di lotta, dove devi anche incominciare a salvaguardare una certa
una certa umiltà della tua prestazione, perché non è manco bello, Valerio, che una squadra non devi rivincere lo scudetto, non è che devi difendere l'ultima giornata, ma che tu non l'hai difeso già dalla quarta, quinta giornata non è bello, diciamo. Certo. Ormai è andato così, a dispetto per distacco, si è rotto il giocattolo, Garcia, eccetera, no, tante cose. Poi alla fine questi 3 nuovi acquisti saranno ragazzi di grande speranza, forse faranno una carriera meravigliosa, però per quale ragione calcistica noi dobbiamo continuare a dire che il Napoli ha guadagnato dal cambio Lozano-Wilson, no? Cioè non è che hai preso Mapè e tu sai che giocatore hai preso, tu hai preso un giocatore che è un ragazzo di grandi speranze con Lozano, che semmai dici non ha reso al massimo di quanto poi poteva rendere, ma Lozano si portava sulle spalle anche, diciamo, il fardello di un giocatore che è finito a giocare per il Toronto, diciamo, ultimo in classifica. Ma voglio lasciare spazio alle osservazioni, alle domande, perché Sì. la situazione è abbastanza, per quanto riguarda noi che siamo avanti di 6 mesi, è abbastanza semplice nella sua drammaticità, chiaramente, perché non c'è da essere contenti che Napoli insieme alla Roma e alla Lazio, quando io vi dico che io non sono ideologico, perché non metto la politica in mezzo nelle analisi del cinema del calcio, per questo non farei mai carriera, perché invece questo famoso asse che si è spostato a Roma a Napoli non c'è stato, perché la Lazio ha 7 punti in meno, la Roma 8 punti in meno e il Napoli 8 punti in meno, quindi non è durato manco mezza stagione, perché l'anno scorso Roma non è che è andato in Champions. No, Napoli, Alfredo, non hai capito niente. Lozano, il peso di Insigne nel Toronto, non hai seguito bene quello che avevi detto. Allora, Guido, dato che io so 20 minuti, in realtà 15 minuti al massimo perché c'ho il che fare, recupero il messaggio di Valentino, che ringrazio. 38 anni, non segnava da agosto, a Napoli facciamo fare le doppiette, ovviamente si parlava di Giroud, è andata di lusso se pensiamo che non potevi sbagliare più niente. E comunque noi ne avevamo parlato, Guido, il pareggio doveva essere, era la cosa più logica che anche a livello di statistiche, però il pareggio tiene il Milan sopra e noi sempre più in quella lotta per il quarto posto che diventa con troppe squadre. Se ricordo bene, l'anno scorso l'Inter ha dovuto aspettare la 15ª giornata per vincere uno scontro diretto, che è stata una delle ragioni della sua fragilità, perché poi comunque, anche se te la credi eccetera, quando perdi determinati scontri si può instaurare nella tua mente il dubbio che non sei ancora a livello, no? Quando la Roma perdeva costantemente con la Juve, no? Ancora non ci siamo arrivati a quel livello, o che Inzaghi perde tutti gli scontri diretti, poi alla fine ha perso 12 partite l'anno scorso lì. Poi quando ha vinto la Supercoppa ha fatto un buon girone di ritorno, e tra l'altro con un finale a 8 partite degli ultimi 8-7 ne ha vinto le semifinali col Milan, eccetera. Ecco, questo è un brutto segnale che il Napoli quest'anno, anche se sono solo 2, io non considero la Fiorentina una delle 7 sorelle, infatti non l'ho messa nelle analisi del Lazio, Roma, eccetera, perché sennò l'Inter avrebbe uno scontro diretto in più e ha vinto anche 4-0. Questo è un brutto segnale, tra l'altro da una squadra campione d'Italia. È vero che noi negli ultimi anni abbiamo sempre perso col Milan in casa, al massimo pareggiato, però questo tarlo adesso c'è nella mente dei giocatori. Ovviamente tutti i miei colleghi dicono che Garcia è inadeguato, ancora non ha vinto lo scontro diretto. Allora, più per dire quello non segnava d'agosto, quello là, mi sembra un discorso un po' provinciale di quelli che avremmo dovuto abbandonare da tempo, che non ci hanno portato in questi anni a nulla, a competere su nulla. Cioè, quello noi dobbiamo vedere una squadra che, dal mio modesto, e sicuramente non è secco una, sbaglio tutto, è solo fortuna, avrebbe avuto bisogno di un cambio, non voglio dire drastico, però di una bella mano di vernice, e invece si è andati avanti su questa cosa che non bisogna toccare nulla, e adesso noi ci troviamo in questa zona di mezzo che secondo me non porterà nulla di buono, perché il Napoli è una squadra che in questo momento non ha quella solidità di identità difensiva, eccetera. Il Milan l'anno scorso non l'ha avuta bene, e l'Inter prendeva tanti gol. Quest'anno Inter e Juve hanno questa solidità, poi giocano male più la Juve, no? Però intanto con difficoltà li fai gol, mi sembra che hanno 5-6 gol presi, e invece a noi con tanta facilità fai gol. E bisogna accettarle queste cose. Poi Giroud
È sempre quel discorso che i giocatori degli altri, non noi, Valerio, io li sottovalutiamo. È sempre uno che comunque gioca nella Francia, è un campione del mondo. Sì, sarà anzianotto, però una persona, l'abbiamo già visto, abbiamo idolatrato Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo. Cioè, in Italia l'intensità del gioco permette anche a un campione attempato di poter fare la differenza in determinate partite. Lo dobbiamo dire con grande serenità, perché non dovendo guadagnare quel centesimo di secondo che poi cambia tutto, no? Detto, la classe, l'esperienza, anche la capacità di reggere determinate tensioni gli possono permettere queste prestazioni. Ha fatto 2 bei gol, bravo lui, male noi. Vero. Allora, recupero... E non volevo uscire, lo so, infatti chissà se lo sottolineeranno tutto, che poi il discorso, molti dicono Pioli l'ha buttata con quei cambi, come noi diremo, come qualcuno ha detto che i cambi di Garcia erano conservativi, anche poi i cambi di Pioli possono far discutere. Ti chiede Francesco, secondo te per il Milan questa era un po' un Roma-Napoli per il Napoli dello scorso anno, la partita decisiva che ti fa capire? Una bella domanda. Per noi no, perché dovevamo semplicemente dare un colpo di reni, incominciare a invertire la tendenza, no? Ma non era quella partita, lo stiamo facendo bene, ma sapete che dico, ci andiamo a zannare questo scudetto, no? Nella mia idea, i 2 Roma-Napoli. Nella loro idea, certo, perché significa riprendiamo la corsa. Alla fine il Milan era in perfetta media, ha avuto una partita sfortunata con la Juve, no? Perché un derby ci può stare, tra l'altro in trasferta, il derby, anche se è sempre una partita a Milano, però formalmente è l'Inter che giocava in casa. E tra l'altro l'Inter ha giocato 6 partite in casa su 10, il Milan 6 in trasferta, altri elementi importanti da valutare. E questa poteva essere una partita per rilanciarsi dopo una sconfitta un po' sfortunata, perché quello con la Juve ci poteva stare benissimo il pareggio, comunque ha preso un gol del tutto casuale, no? Io ve l'ho sempre detto, dal mio punto di vista dovrebbe essere Inter, Milan e la Juve lì come un condor agguantata a vedere se una delle 2 sbaglia. Sarà veramente dura scrollarsela da dosso, perché però per loro poteva essere una partita svolta, ed è una partita invece dove tieni a distanza il Napoli, che già è per loro una cosa importante, perché insomma sono 4 punti con lo sconto diretto in casa già bruciato. Vale, buonasera. Gabriele dice, comunque partita dalle emozioni fortissime, non soffrivo, divertivo così da tanto tempo, che bello il calcio, comunque Garcia la rimette in piedi, avesse segnato Kvara, mamma mia. E infatti sì. Aggiungo nel computo di questo recap, io temevo, Guido, la partita brutta con 2 squadre in attesa dell'altra, e invece almeno a livello di cambi di fronte, insomma, sotto questo punto di vista è stata divertente. E poi faccio il paio, quello che non ha segnato Kvara non l'ha segnato neanche Calabria, perché potevano farlo un secondo prima anche loro, quindi sotto questo punto di vista nell'idea di godersi il percorso, almeno di godersi anche il singolo evento. No, dici bene, non ho nessuna difficoltà a mettere che uno aveva un dubbio ragionevole che invece non si è verificato, perché con grande serenità lo dico. Sai che io temevo, in parte pure tu, una partita un po' bruttarella, tesa, no? Perché nessuna delle 2, soprattutto come gli allenatori, poteva permettersi una sconfitta. Invece possiamo dire tranquillamente, a parte degli errori tattici, qualche sbavatura che c'è stata, no, è stato tutt'altro una partita brutta. Ci sono stati anche alcuni momenti molto belli. Stanno criticando il portiere del Milan, però la punizione è stata molto bella, perché era stata una punizione ad uscire e poi è rientrata, diciamo, alla fine. Valla a prendere lì, tra l'altro finalmente si è segnato in Italia un calcio. Esatto, almeno abbiamo uno che l'ha messa, e quindi con fiducia almeno lo mandiamo a battere. Poi non le segnerà tutte, però almeno uno che si prende anche la fiducia dei compagni. Valla a battere tu che l'hai fatto. Dispiace, e bisogna capire perché nella prima parte del primo tempo Zelinski e Politano, non so se erano contratti, forse stanchi della partita infrasettimanale,
perché poi per esempio Politano ha fatto un gran gol, dobbiamo dire, che quello è un gol di un'azione di un singolo, non tanto del tiro, perché però quel controllo meraviglioso e il dribbling nello stretto che ha permesso poi di avere, che non aveva tutto questo specchio della porta, no? Però è stata molto veloce come esecuzione. Però un'azione di singolo. Il primo tempo, nella prima parte, mi hanno un po' deluso, infatti hanno lasciato molto solo Raspadori, nonostante non ha perso un pallone, non possiamo dire nulla ragazzo, si è mosso bene, ha sempre anticipato il suo difensore, ha smistato. Meglio rispetto all'Union Berlino, Sì. Raspadori, molto meglio. Io non ho capito, io mi sono chiesto all'inizio live e me lo sono chiesto durante la reaction, perché ho visto Zielinski praticamente a uomo su Musa, sul loro centrocampista, e non vedendo Zielinski dare una mano a Raspadori nel primo pressing, ho visto Raspadori molto isolato, ho detto chi lo deve fare? Un pochino lo faceva Politano, però lì c'era questo squilibrio perché Elmas era un pochino sbilanciato verso la sinistra, era quasi un 4-2-3-1 con Elmas sotto punta. Poi diciamo Elmas è sembrato in palla, lo criticheranno, e tendeva ad andare, forse anche troppo. Sì, può darsi pure che erano compiti di copertura, perché in realtà poi non c'era da firmare solo Leao, tant'è vero che poi nel primo tempo i pericoli sono venuti da altre parti. Non hai salutato nessuno stasera, ha detto Maggio. No, non è obbligatorio, per dire. No, sono giornate anche molto tristi, nel senso che tanti lutti. No, sono molto triste, non solo per la scomparsa di Matthew Perry. Io sono cresciuto con una generazione di Friends, avendo più o meno l'età, no, dei protagonisti. È diverso che vederlo ad adulti, no? Perché crescere i propri 20 e 30 anni con quelle tipo di dinamiche, per quanto ovviamente sono concentrate quelle di un film, di una serie TV. No, gli episodi di violenza capitati in Francia, no? Io, sapete, non voglio, poi chiudo subito, essendo un sopravvissuto delle SEL, io sono sempre molto molto severo e contrario alla violenza, anche verbale, figuratevi, nel calcio. Quindi è stata una scelta mia, non mi va di salutare, siccome è fatto sempre con rispetto, di salutare categorie lavorative, mi ha molto amareggiato, ecco la ragione, ve lo dico, c'è sempre una ragione anche nel non saluto. Non è che tu fai una cosa del genere, una partita di pallone prima ancora, cioè non c'è manco la partita, no? Cioè, il calcio, continuo a dire, dovrebbe essere gioia, no? Vedi anche un 2-2 che lascia l'amaro in bocca, lascerà l'amaro in bocca al Milan, al Napoli, c'è tanto tranne all'Inter, alla Juve, che va benissimo per loro il pareggio, però è una partita di pallone. Una piccola domanda, signor Guido Gentile, secondo voi vedremo Gollini tra i pali prossimamente? Secondo te cambia la gerarchia? No, non penso, perché Garcia dovrebbe essere un uomo abbastanza, a meno che non faccia cose clamorose, un uomo abbastanza furbo da non creare un ulteriore problema nell'annata del Napoli nello spogliatoio. Per quanto non sta facendo nessuna parata miracolosa, ha già fatto una bella parata a terra, tiro basso. Voglio citare, sì, sono tiro di Leao. Il professor Trombetti, nonché già rettore dell'Università di Napoli, ha dato secondo me la migliore definizione, quindi cito la fonte, non è un giornalista, ma anche se spesso è editorialista sul Mattino, su Repubblica, cioè. Una volta disse di Insigne: Valerio, non so se è lui che si è messo in testa di essere un campione o qualcuno che gli ha messo in testa quest'idea, e questo è il suo peggior difetto, disse, perché poi a volte cede in certe soluzioni perché pensa di essere un campione. Apre di cielo, perché Insigne era intoccabile a Napoli per tante ragioni, no? I vari stati di famiglia. Ecco, io c'è questa difesa d'oltranza che Meret è il miglior portiere italiano, più di Donnarumma, è un campione, un predestinato. Per me sono tanti anni che sta a Napoli, bisogna cominciare a chiedersi in che cosa è migliorato e in che cosa non è migliorato, no? E poi quale sarà il suo futuro, perché se era così forte se lo sarebbero prese le altre squadre, no? Poi Vicario è passato da una modesta Empoli a essere primo in classifica in Premier, tra l'altro una Premier bellissima, cioè, specialmente quando c'era il momento del mercato e stava andando allo Spezia, ricordiamoci, no? Che poi prese Drangoschi. Sì.
Cioè, non è attenzione, non è un portiere. Ecco, io mi tiro fuori da questa diatriba stucchevole, molto noiosa e molto ideologica, no, su Meret. Cioè, non è un portiere scarso, però dobbiamo cominciarci a chiedere, no? In questi 5-6 anni, in questa cosa Meret è migliorato moltissimo, in questa è migliorato moltissimo, in questa no, in questa però è migliorato perché lo si difende all'oltranza o lo si accusa a prioristicamente, stucchevolmente, però nessuno spiega le cose, perché ormai allora, diciamo, tra i pali è forte, spesso su determinate parate, no? Però non è diventato più forte rispetto a prima, no? Nelle uscite è diventato più forte o meno, è sempre abbastanza timido, no? Nelle prime stagioni, mi ricordo quella paratore incredibile con Napoli-Liverpool, diciamo 1-0, è capitato che Meret, la parata miracolosa, tra virgolette, no, quella salva risultato te la faceva. In questa stagione no, non ha colpe su alcuni gol, però il primo gol di Giroud, che gli arriva vicinissimo, sia chiaro, gli arriva proprio in bocca, però è proprio una spizzata, non è quel tiro di testa forte, violento di Coton, e ce l'ha sulla mano, diciamo, non ha colpe, però la parata, diciamo, distinto, e il tiro però del Real Madrid, che era da 23 metri e mezzo, diciamo, non è così vicino, però era molto veloce, capito? Però ce l'ha sulla mano, cioè, quest'anno gli sta mancando quella parata salva risultato, perché alcune belle parate le ha fatte, no? Però non Pepe Reina con la Roma, ve la ricordate, con l'Inter? Oggi per esempio Sommer ha fatto la parata salva risultato, sì. perché la Roma 0 occasioni da gol e poi stava mettendo quella, esattamente, e poi andava in vantaggio la Roma su quel tiro di testa, e Roma, tra l'altro ha spinto molto bene con le gambe e con le braccia, perché così non ha avuto... e lo sottolineo perché è una cosa particolare, stavo seguendo con gli amici bellini, fino al 63esimo Roma con 0 di XG, cioè non aveva fatto nemmeno un tiro bloccato, proprio 0-0-0, e l'Inter invece con questo è l'aspetto, ragazzi, che vi deve preoccupare di più, nel senso che è più facile recuperare nelle corse a due, no? Dove tu hai la Juve e il Napoli che si rincorrono in maniera reciproca, o il famoso rincorso della Roma sulla Juve anche ai tempi di Eriksson. Quando sono tante le squadre è più difficile, e quando non ci sono degli avversari così forti da sperare di togliere tanti punti all'Inter, quindi non è facilissimo. Quando dice vabbè, sono 6 punti, 5 punti, 7 punti, intanto siamo arrivati alla 10ª e accumuliamo punti di svantaggio e non li recuperiamo mai. Quello che diceva Valerio, cioè la Roma non è questa squadrona forte che tu dici vai, vince su ogni campo. L'anno scorso tanto vinse 1-2, a Milano fece una gran partita, e quindi non è facilissimo recuperare, perché tu intanto noi ne avremo da domani penso 4 squadre davanti, che perderemo la 4ª posizione plausibilmente. Guido, ci lasciamo perché devo scappare al lavoro con questo messaggio di Jacopo. Volevo far notare, ed è proprio vero, perché c'è stato un momento verso la fine della partita che ho pensato Orsato dovrebbe fare pubblicamente, secondo me, i complimenti ai calciatori, perché hanno fatto una partita che non lo ha portato a dover fare cose straordinarie. Fair play in campo fra i calciatori, ho visto Kvara darsi il 5 con Calabria, e non era per niente scontato, me lo metto in tasca molto volentieri. Bravo anche Orsato. Come hai visto ti faccio andare via. C'è stata, secondo me, una bella domanda, una bella osservazione, saremo rapidi ma incisivi. Secondo me la svolta della partita è stata la furbata di Leao, e lui gli ha detto alza di non fare così oggi. È stato fermo e carismatico ma non permaloso, Leao ha sentito il carisma e anche la serietà, ma non l'eccesso di Orsato. Quindi giochiamo a pallone. È stato anche bravo, bisogna riconoscere Leao, che poi non si è instaurato un cortocircuito, poi ci riprovo, e quella ha indirizzato la partita, perché molto calcio, ci sono stati anche alcuni interventi dove qualche incrocio sulle gambe c'è stato, però i giocatori sia del Napoli che dell'Inter sono rimasti un po' a terra, si è continuata l'azione, si è giocato, ed mi è sembrato autorevole, non autoritario, cioè, quando Orsato era bravo, tra l'altro non lo facevano andare a fare delle cose importanti, e poi sì,
Non entriamo in queste dinamiche perché no se ci dilunghiamo. Guarda, Stato è bravo, è veramente bravo da tutti i punti di vista, cioè sia nella gestione della partita, dell'allenamento, però ha delle macchie del passato che però gli hanno anche consentito una carriera migliore. Però oggi è stata una bella partita in contrapposizione. Ieri quel cazzotto che non si può vedere, ma manco fatto all'epoca del VAR, perché poi comunque la cosa che trovo più stucchevole è che non ci possiamo sentire dopo determinati commenti, quello è un colpo, non c'è nessuna ragione calcistica, no? Anche se tu lo dai veramente starei mezz'ora solo a parlare di Gatti e di Faraoni. Bene Orsato non ha sbagliato nulla, ci potranno essere delle sbavature, ma non ha indirizzato la partita bene i giocatori, e secondo me la svolta è stata quell'azione, ha dato una direttiva giusta, secondo me, di calcio, che poi è stata seguita dai giocatori. C'è stato un momento di grande criticità, e la chiudo, che insomma quando si sono sentiti petardi eccetera, che extracampo, no? Non, sì. Dove tra l'altro diciamo i delinquenti, per quelli non sono tifosi, stavano rovinando lo spettacolo, e anche lì i giocatori non hanno seguito questa bruttissima pagina e non si sono accesi gli animi, quindi da questo punto di vista possiamo essere sereni, perché ogni tanto capita di avere arbitraggi di alto livello e siamo tutti contenti, perché così lo possiamo dire con grande, cioè, noi lo vorremmo dire sempre, cioè, sempre. Resto un po' perplesso sul primo giallo di Nathan, ma poi la rivedo. Sì, sono sbavature, sì, infatti, però è la gestione della gara che è stata convincente. Sì, non Guido, io ti ringrazio. Ragazzi, un saluto alle amiche Bellini, amici Bellini e a Valerio. Entriamo in quest'ottica che c'è da combattere quest'anno, lasciamo da parte i luoghi comuni, le frasi fatte, il distacco, c'è da soffrire, c'è da combattere, e spero che insomma l'abbiano capito innanzitutto i nostri ragazzi, perché non c'è niente di male a fare un campionato insomma di legna, questo è il messaggio finale, cioè abbandonare quest'idea che devono stravincere anche quest'anno il campionato. Si può fare anche un campionato con alcune belle prestazioni, lanciando qualche buon segnale, dove fai 79 punti, un onorevole quarto posto, e non è crollato il mondo. Un abbraccio a tutti. Ciao Guido Gentile, che trovate su Guido Gentile piano sequenza, ha fatto uscire un nuovo video su John Wick 4, capitolo 4. Vi abbraccio, vi bacio, colpa mia che devo scappare, c'è anche un diverso fuso orario, quindi perché a voi già è scattata l'ora legale, da noi ancora deve scattare, e ripeto a chi stava, Filippo, che stava scrivendo la stessa cosa da un po' di tempo, e l'altro amico che diceva basta ripetere così, ripetere un messaggio va bene, io quando non lo prendo è perché poi tendo a dare priorità a domande, questa piuttosto è una considerazione, le considerazioni le abbiamo prese all'inizio. Pareggio di orgoglio, Pioli l'ha buttata, Garcia sbaglia di nuovo tecnicamente, non possiamo sempre sperare nei nostri ragazzi, raspatori, giocatori, palloni di altissimo livello, non è una domanda, è una considerazione. Va benissimo, e io vi bacio tutti, lasciate i like finali, perché domani in medio pomeriggio vi arriverà l'analisi tattica, dai. Non tengo tempo, ma anche fa la chiudo qui, va bene così.